Buongiorno, benvenuti, ben svegliati. Questa mattina parliamo di lauree cosiddette scientifiche, lauree scientifiche però indirizzate alle donne. E per parlare di questo nuovo orizzonte, anche brutto da dire che è un nuovo orizzonte perché insomma le lauree cosiddette STEM dovrebbero essere sempre di più patrimonio anche femminile. Ho qui con me Monica De Stefani, componente di segreteria della CISL Venezia. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Uno potrebbe dire: ma cosa c'entra un funzionario sindacale nella promozione di una formazione di indirizzo scientifico-tecnologico? Ma il motivo c'è. Certo, noi come sindacato abbiamo fatto una valutazione, siamo partiti dallo stato dell'arte, quindi dai dati semplicemente. In quanto i dati ci vedono come Paese Italia tra gli ultimi posti in Europa come percentuale di occupazione femminile. Quindi ci siamo semplicemente chiesti, noi come sindacato che abbiamo un ruolo attivo nella società e siamo un protagonista inteso come comunità educante, ci siamo chiesti cosa possiamo fare. Facendo leva sulla percentuale di occupazione femminile, quindi sulla popolazione femminile e sulle lauree STEM, che sono l'acronimo delle lauree scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Ma la presenza femminile è così bassa in questo tipo di lauree e perché nel fare ovviamente un'analisi del fenomeno per poi proporre delle soluzioni e vedremo quali? Allora, la percentuale di laureate STEM donne si aggira attorno al 14-15%, quindi sì, la risposta è la percentuale è veramente così bassa. Quali sono le cause? Innanzitutto noi veniamo da un passato culturale dove i pregiudizi e gli stereotipi sono molto forti. Partiamo semplicemente dalla nostra infanzia, dove i libri di scuola ci propongono, oserei dire da sempre, ancora oggi probabilmente, le immagini di mamme, quindi donne che si occupano di lavori casalinghi piuttosto che impiegatizi, piuttosto che fanno le infermiere o le parrucchiere, e ci propongono poi il papà, quindi l'uomo, ingegnere, meccanico, astrofisico, astronauta. Quindi sono pregiudizi e stereotipi che sono insiti nel nostro DNA e molte volte condizionano la scelta? Sì, e passano dei messaggi a volte anche involontari e condizionano sicuramente la scelta. Spesso appunto le ragazze dicono non sono portata, quando invece non è stata fatta un'attenta analisi anche sulla predisposizione e sul percorso anche di studi che parte appunto dalle scuole elementari. Ma appunto nelle scuole, penso anche alle superiori, perché se un tempo probabilmente c'erano dei canali predeterminati, oggi credo che insomma, le ragazze di oggi abbiano veramente più libertà di scelta, ancora si orientano verso delle discipline umanistiche perché magari non conoscono, e l'orientamento all'interno delle superiori verso questo tipo di lauree in qualche modo viene indirizzato, perché poi c'è anche un dato oggettivo, magari possono sembrare dei percorsi di studio più noiosi, più difficili, meno accattivanti, meno speculativi, ma in realtà, a parte che credo che ogni materia, se studiata e approfondita, permette di fare della speculazione, ma è dato di fatto che si dice sempre, magari le persone della mia età, se tornassi indietro farei l'idraulico, no? Per una questione meramente di soddisfazione anche professionale, ma soprattutto economica. E sicuramente le ragazze moderne hanno una libertà di scelta importante che nel corso della storia le donne non hanno sempre avuto, purtroppo. E l'orientamento sì viene fatto, parlo anche in questo momento come insegnante, però comunque c'è la lontananza, la distanza verso le materie STEM è ancora un dato oggettivo, nonostante ed è una vera riflessione che sempre che ci fa partire dai dati
insomma, oggettivamente e razionalmente dovrebbe portare le ragazze a fare scelte di tipo diverso. Prima di tutto, appunto, una collocazione certa nel mondo del lavoro, perché tutti i laureati STEM, che siano ingegneri o laureati in fisica o in matematica, trovano un lavoro adeguato e anche soddisfacente immediatamente dopo la laurea. Tra l'altro, spesso i professori universitari con cui ci siamo confrontati ci hanno detto che a volte devono convincere i loro studenti a finire il percorso di studi perché le aziende vanno a reclutarli anche prima della laurea. Un laureato in matematica in un'azienda, che tipo di... perché si fa fatica, perché in passato il laureato in matematica sembrava che avesse quasi lo stesso destino del laureato in lettere, no? Insegnare. Invece il laureato in matematica oggi che collocazione può avere all'interno di un'azienda? Allora, un laureato in matematica, innanzitutto ce ne sono pochi. Quindi questo è già anche questo, laureati in matematica, maschi o femmine, non è una facoltà molto gettonata. E in realtà ha una collocazione in qualsiasi azienda, perché la versatilità della matematica, che va al di là di quello che è il 2 più 2 fa 4, perché questo avviene all'inizio del percorso di studi della materia, ma poi quando si arriva alle superiori, in particolare agli ultimi anni, e si comincia ad affrontare quella che si chiama analisi matematica, qua si vanno a sviluppare dei pensieri critici e delle competenze ed un'elasticità mentale che poi permette al futuro laureato e poi lavoratore di risolvere qualsiasi tipo di problematica all'interno di un contesto aziendale o economico produttivo. Tra l'altro c'è anche da dire una cosa, le donne rispetto ai maschietti da sempre vanno meglio a scuola, da sempre ci tengono a fare bene, sono più determinate e più costanti. Ecco che poi in realtà poi nel mondo del lavoro poi le cose cambiano, perché il lavoro per le laureate e i laureati in materie STEM è assicurato. C'è differenza di genere nel trattamento economico e nella possibilità di carriera anche nel laureato e nella laureata STEM? Questo purtroppo permane, perché nonostante all'inizio insomma comunque la paga è regolamentata dai contratti nazionali e quindi è uguale per tutti, poi la carriera, quindi il percorso professionale per maschi e femmine è molto diverso, ma i dati proprio ci dicono proprio di una differenza che va dai 150 euro al mese, quindi proprio parliamo di numeri concreti, per un operaio o 200 euro per un impiegato, per arrivare fino anche a 400-450 euro di differenza, e questo infatti è uno dei problemi che noi ci troviamo ad affrontare. Ma per parità di mansione o perché comunque la donna magari richiede un orario più ridotto, richiede un orario flessibile, richiede per gestire la famiglia, che può essere la sua famiglia nuova ma anche la famiglia di origine, perché poi c'è anche l'assistenza ai propri cari, agli anziani eccetera, e quindi magari evita di fare lo scatto della mansione, oppure perché sarebbe inconcepibile che a parità di mansione, a parità di impegno, a parità di ruolo ci sia questo divario. E invece purtroppo il divario c'è anche a parità di mansione, perché poi c'è una contrattazione privata tra il dipendente e l'azienda, il famoso super minimo che è a discrezionalità poi dell'azienda, quindi e poi lei ha toccato un altro punto fondamentale, che è quella della conciliazione vita-lavoro, che è un altro aspetto che la donna si trova ad affrontare. Infatti, per quanto si parli di parità di genere e di pari opportunità, il lavoro da fare è molto, quindi quali sono le possibilità che ha una donna affinché queste disparità siano da una parte i minori possibili, dall'altra tutti insieme, proprio in un'ottica di comunità e di cambiamento culturale che dobbiamo accingerci a fare, siano in maniera insomma minore possibile. Quindi il fatto che la conciliazione vita-lavoro sia a carico oggettivamente ancora della donna. In qualche modo ha un ruolo anche il sindacato, indubbiamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il sindacato ha un grande ruolo e anche un grande potenziale
nel momento in cui si va a contrattare con l'azienda, appunto lei citava la contrattazione di secondo livello, che è il grande strumento che abbiamo. Ma davvero così usato? Perché poi alla fine, se abbiamo questi parametri, che ancora c'è una diversità di trattamento, ancora c'è una disparità di genere, sembra tutto bello sulla carta, ma poi quando si va alla resa dei conti cambia poco? Allora, cambia poco, nelle piccole realtà il sindacato spesso non ci arriva. Ecco, diciamo che il sindacato ha un grande potenziale nelle grandi realtà, per esempio, per citarne alcune, nelle grandi realtà delle aziende che hanno finanziato con noi le borse di studio STEM. Perché qui arriviamo anche alla soluzione che in qualche modo, a partecipare, no? Perché poi se ognuno mette un tassello, alla fine il puzzle si può anche riempire. Che cosa vi siete inventati simpaticamente? Nello specifico, che cosa ha ideato lei, no? Perché è un po' il suo comparto di operatività. Sì, allora noi ci siamo appunto chiesti noi come sindacato che cosa possiamo fare. Allora ci siamo detti innanzitutto possiamo parlarne. E dopodiché possiamo investire nelle alleanze con le varie realtà del territorio, quindi da una parte le realtà produttive del territorio e dall'altra le università del territorio, che sono l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Padova, che hanno tutte creduto nel progetto. Tra l'altro sono rette da due signore. Sì, tra le poche università in Italia, se non sbaglio siamo circa 7-8 università è un inizio. Con rettrici donne, è un inizio e un segnale. E quindi abbiamo pensato come CISL di Venezia di finanziare come CISL di Venezia 4 borse di studio per 3 anni, noi siamo alla seconda annualità, ciascuna borsa di studio ammonta a 1.500 euro e quindi c'è un bando pubblicato nel sito della CISL di Venezia rivolto alle laureate STEM, quindi ragazze, donne di qualsiasi età che si sono laureate tra il 1° settembre del 23 al 31 ottobre del 24 in qualsiasi facoltà STEM e in qualsiasi università italiana. Le ragazze e le donne devono essere residenti o domiciliate nella provincia di Venezia. Quindi è una borsa di studio a posteriori alle persone che si sono laureate, è una specie quindi di incentivo a sviluppare anche un'attività personale? Sì, assolutamente. È un riconoscimento? È un riconoscimento, è anche una valorizzazione della tesi di laurea che sicuramente ha una declinazione scientifico-tecnologica. Alle nostre 4 borse di studio della CISL di Venezia si sono aggiunte l'anno scorso 3 aziende, quindi ciascuna azienda ha finanziato una borsa di studio di pari importo e le aziende sono la San Benedetto di Scorzè, Umana e la Gasparini. Parliamo di colossi, parliamo di colossi della provincia di Venezia, adesso magari noi abbiamo un ambito triregionale di trasmissione, però lei ha citato 3 aziende portanti dell'economia veneziana, insomma. Dove il sindacato è presente, quindi noi e le aziende abbiamo cambiato prospettiva, perché spesso attorno al tavolo aziende e sindacato si riuniscono anche per contrattare, per litigare, per vertenze e chi più ne ha più ne metta. Invece la prospettiva l'abbiamo cambiata. E c'è anche la prospettiva di aumentare il numero di queste borse di studio? Sì, quest'anno infatti sono già diventate 9, perché alle 3 aziende che citavo prima si sono aggiunte il gruppo Depuracque, servizi del gruppo Veritas e Pometon SPA, quindi altri 2 colossi. Tra l'altro ho piacere di aggiungere anche che Umana SPA e il gruppo Veritas hanno ottenuto la certificazione della parità di genere. La Veritas in particolar modo è stata tra le prime 10 in Italia, quindi la loro sensibilità è municipalizzata Veritas, quindi insomma è quasi doveroso che in qualche modo possano avere degli atteggiamenti più in linea. Diciamo che però non è scontato, perché dipende sempre dalla sensibilità di chi governa l'azienda, quindi, e quindi insomma ecco. Questo è giusto dirlo, ecco. Lei prima parlava di rapporti con gli imprenditori, anche cercare di garantire la parità di genere, però credo che stiano anche aumentando le donne a capo di aziende. Cosa succede in questo caso? Si
ripropone il cliché maschile e quindi non è più una questione di genere, oppure c'è una sensibilità diversa? E qua allora l'aumento pian pianino, l'aumento è una parola grossa. Beh, sicuramente c'è qualche donna imprenditrice più Sì. di una volta, oppure... Allora sì, però i problemi restano perché anche la donna imprenditrice ha gli stessi problemi della donna impiegata, dipendente, conciliazione vita-lavoro, ha sicuramente più possibilità probabilmente, però le difficoltà restano, anche perché un'imprenditrice deve essere sempre in prima linea, non può ammalarsi, non può... non può quando c'è... Ma come tratta le sue dipendenti? Perché qui si apre... qua si apre un mondo. È una domanda difficile a cui rispondere, perché sì, da una parte ci si aspetta una maggiore sensibilità, poi alla resa dei conti penso che anche qui la caratteristica, prima si parlava anche di carattere, ha un ruolo importante, quindi io non me la sento di generalizzare e di dare una risposta univoca, perché purtroppo alla fine quando si ricoprono ruoli apicali, sia che si tratti di un uomo sia che si tratti di una donna, a volte bisogna prendere delle decisioni molto difficili. Bisogna essere anche un po' cinici. Bisogna essere imprenditori e con questo tagliamo la testa al toro. A cos'altro state lavorando? Perché questo è un inizio, no? Di una rete, di una maglia che si avvicina ad un'altra maglia, e soprattutto quali sono le lauree? Lei prima citava dei corsi specifici, quella che maggiormente in qualche modo è appetibile dalle donne, dalle ragazze, nell'ambito di un panorama di materie scientifiche e tecniche, che poi ce ne sono davvero tante, ci sono tanti aspetti. Ma io, allora, appetibili ritengo che siano tutte. Parto dall'esperienza della prima annualità del progetto, che ha visto ben 36 candidate, un numero che è stato al di sopra delle nostre più rosee aspettative, dove le partecipanti sono state 21 ingegnere. Quindi già questo è un dato importante. Tutta la parte ingegneristica è un mondo alla portata e assolutamente insomma, che apre molte strade alle ingegnere. Poi tra l'altro noi le abbiamo anche invitate, alcune candidate, a fare altre iniziative con noi, sia all'interno del bando pari, sia a portare in momenti di condivisione, perché a contorno di queste borse di studio abbiamo anche fatto dei momenti conferenziali in cui abbiamo portato anche delle storiche, delle ingegneri anche di vecchia generazione, dove veramente 50 anni fa, insomma, in un'aula di ingegneria forse ce n'erano 2 di donne, perché pensiamo che una delle più grandi azioni che possiamo fare noi in qualsiasi veste di cittadini, veste di genitori, veste di insegnanti e veste di sindacati, sia quello di dare l'esempio. Quindi quale cosa migliore che portare ingegnere che ce l'hanno fatta, che sono anche cresciute, perché poi tra l'altro essendo anche molto poche, da una parte hanno anche una maggiore probabilità di fare anche un percorso per esempio universitario. Abbiamo portato alcuni esempi, l'anno scorso abbiamo portato la professoressa Badaloni dell'Università di Padova, abbiamo portato la dottoressa Giulia Olivieri, che adesso lavora tra l'Università di Pisa e l'Università a Londra. E quindi questo è uno dei degli altri passi che stiamo facendo, quello di parlarne, perché poi c'è anche il passaparola e spesso appunto poi i genitori portano a casa la notizia e si parla di STEM, si capisce, si impara cosa sono le STEM, perché spesso mi viene rivolta questa parola, che cosa sono le STEM. E poi insomma stiamo tentando di fare la nostra parte. Ecco. Le lauree STEM in qualche modo poi sono anche quasi più idonee, ci sono più prospettive anche di studio all'estero, quindi di scambi internazionali sia a livello di formazione professionale che anche di occupazione, permettono, data la richiesta,
di fare un periodo all'estero, un periodo in Italia e di poter anche cambiare lavoro, non rimanere fossilizzati in un'unica realtà? Assolutamente sì, anzi è una delle caratteristiche delle materie STEM che non hanno vincoli di paese, di nazionalità, è uno di quei linguaggi universali, così come possono essere l'arte piuttosto che la cucina, piuttosto che è un curriculum ricco di esperienze anche all'estero che permette anche un'apertura mentale importante, insomma è un bottino che una donna insomma può ad una donna può facilitare molte cose, proprio perché l'autonomia economica e finanziaria della donna è lo strumento di garanzia della libertà in tutti i giorni della sua vita. Le lauree STEM permettono anche un massiccio impiego dello smart working? Dipende, dipende, perché se una chimica o un'ingegnera chimica deve fare degli esami di laboratorio, lo smart working, però poi sì, però chi poi fa dei calcoli. Sì, allora è versatile la cosa, dipende dal progetto, perché poi c'è una parte per esempio di esperienza, ma poi di esperienza sul campo, ma poi i dati vanno elaborati e quindi quella parte si può fare con lo smart working. Un progettista può lavorare in smart working e fare per esempio le rilevazioni nei cantieri, al bisogno sicuramente sì. Quindi garantisce anche una certa flessibilità? Sì, io direi di sì. Quanti laureati STEM mancano? Perché in questo momento si dice che manca qualsiasi tipo di professionalità. Si passa da un momento in cui si parlava di disoccupazione esagerata, difficile da risolvere, adesso la ricerca spasmodica di qualsiasi figura professionale. Come mai è successo questo? Allora, in questo momento i tassi dell'occupazione insomma sono positivi e questo ce lo dicono tutti i siti ufficiali. La problematica che stiamo affrontando è quella del mismatch, cioè che non c'è una corrispondenza tra figure professionali richieste e quelle offerte. Che però vale per tutti i campi, non solo per le STEM, questo vale per l'operaio specializzato piuttosto che per l'infermiere professionale di qualche categoria, e quindi è un problema che penso si possa ricondurre ad una visione diversa delle esigenze della persona, perché adesso la persona viene considerata nella sua totalità e quindi in tutti gli aspetti della sua vita, che vanno dalla conciliazione vita-lavoro alle passioni che una persona coltiva e alle priorità che sono cambiate, mette un po' tutto sul piatto. Lavorare quindi, per vivere, non vivere per lavorare. Esattamente, quindi le esigenze della persona sono molto cambiate. Il sacrificio iniziale che si può fare, per esempio in un investimento in una formazione che magari comporta sacrifici per vari motivi, perché la formazione può essere distante da casa, può essere impegnativa, ci mette in gioco, piuttosto che altri tipi di sacrifici, adesso il lavoratore, la persona, il cittadino, non è scontato che li faccia come per esempio li facevamo noi appena laureate o laureati. Però anche la molla che ci spingeva era perché avevamo anche necessità di garantirci un'autonomia. E oggi io capisco, rifiuto un certo tipo di lavoro, ma non è che ci siano tanti lavori che in qualche modo corrispondono alle esigenze richieste. Non c'è più necessità di lavorare, mi viene da domandare. Non c'è più la necessità di lavorare, veniamo anche da una cultura diversa, una cultura in cui i genitori proteggono molto i figli, questo si vede già dalla scuola, dove spesso l'autorità scolastica, la figura dell'insegnante viene un po' minata rispetto alla... Purtroppo c'è sempre la paura della telefonata al dirigente, della telefonata di qua, della telefonata di là, quindi noi viviamo in una società molto diversa dove i nostri figli sono molto protetti, quindi io dico hanno le spalle coperte.
c'è la necessità di lavorare, però finché c'è magari anche il genitore che si possono scegliere percorsi un po' più blandi. Appena laureata, per me era impensabile rifiutare un posto di lavoro, non mi sarebbe mai stato permesso. Assolutamente in linea con le sue valutazioni. Quali altri, sempre nell'ambito dei suoi percorsi formativi di comunicazione delle lauree STEM, quali altre iniziative avete in cantiere come CISL Venezia? Allora, noi siamo impegnati sul fronte del bando pari, che è un bando finanziato dalla Regione, che ci vede in prima linea con altrettanti workshop sempre sulla tematica degli STEM. E quindi stiamo lavorando su questo fronte, appunto coinvolgendo anche le candidate dell'anno scorso, e poi anche sul fronte di progetti rivolti a donne disoccupate. Noi infatti abbiamo lo sportello Politiche Attive del Lavoro che sta lavorando molto bene su questo fronte. Diamo dei servizi di valutazione delle competenze, di creazione del curriculum, perché proprio per quello che diceva lei prima, veniamo da un momento storico in cui avevamo un unico lavoro, cioè si entrava appena diplomati, laureati e si usciva con la pensione. Adesso non è più così, e quindi spesso per vari motivi donne e uomini si rimettono in gioco. Ma si reinventano anche una professione, perché magari poi hai cambiato la professione e c'è una formazione adeguata, e poi penso soprattutto agli ultra cinquantenni che sono ormai vicini a una pensione che è un miraggio, però non sono più. Questo è uno dei problemi, è un grosso problema, ed è uno dei problemi infatti, perché bisogna rimettersi in gioco e cambiare anche qui prospettiva con una nuova formazione, credendoci e investendo appunto e creare da una difficoltà un'opportunità. La formazione c'è, perché molti dicono non so a chi rivolgermi. Allora, la formazione in generale c'è. Per esempio lo sportello della CISL di Venezia può dare molte informazioni su questo fronte. Ecco. Quindi per un ricollocamento. E le signore che, parlando appunto anche dell'attività della parità di genere, quali sono le signore che hanno più bisogno, disoccupate, di essere ricollocate, qual è il profilo e in che ambito vengono ricollocate? Allora, i profili sono di varie tipologie, perché noi passiamo dalla donna straniera che sa anche parlicchia l'italiano a fatica, quindi quella signora ha banalmente bisogno innanzitutto di un corso di italiano. Passiamo dalla signora che ha lavorato 20 anni nel settore calzaturiero e per vari motivi deve rimettersi in gioco, quindi qua abbiamo bisogno di qualsiasi formazione che possa darle una possibilità. Quindi manifatturiera, qual è oggi l'ambito di maggior richiesta? Mi verrebbe da pensare l'ambito dell'assistenza e della cura. Anche sì, anche l'assistenza della cura assolutamente, ma tutto l'ambito del terziario dei servizi è richiestissimo assolutamente. Però qui ci vogliono appunto delle competenze, ci vuole una formazione, e tra l'altro tutte le donne che fanno assistenza e cura, che fanno i caregiver fondamentalmente, certo, quelle sono tutte tra l'altro, da lì possiamo attingere a tutta una serie di soft skill che poi possono essere rimesse in gioco nella ricerca fattiva di un lavoro, perché purtroppo il caregiver non lo faremo per tutta la vita, lo facciamo per un periodo limitato di tempo, quindi anche questo poi va tutto nel calderone di quelle azioni che ci permettono di rimetterci in gioco. Insomma, ci sono prospettive per le donne, a partire dalle giovani che si invitano a fare le lauree a laurearsi in materie scientifiche e tecnologiche, fino alla riconversione di donne adulte che chiudono con un ciclo professionale e c'è la possibilità di aprirne un altro. Qual è l'elemento che accomuna e che in qualche modo deve essere la molla di una donna per poter avere una sua professione gratificante e che le permetta anche una parità di genere, di non essere sempre un po' la Cenerentola in un ambito professionale? La molla penso che sia quella di realizzarsi come persona, non di bastarsi come moglie, madre e figlia, perché poi abbiamo anche quella fase in cui dobbiamo accudire i nostri genitori, ma sia quella di avere un ruolo attivo nella comunità, nella società, e soprattutto di fare cose che la facciano sentire una persona realizzata.
e tornando a quanto dicevamo prima, che la facciano sentire e che sia sempre, tutti i giorni della sua vita, una donna libera, grazie alla sua indipendenza economica e grazie alla sua autonomia intellettuale. Però in questo ci devono essere la società, le istituzioni, le forze sindacali che propongono e offrono servizi, perché altrimenti... Assolutamente sì, ci deve essere tutto questo e soprattutto ci devono essere donne che danno l'esempio e che lo raccontano e le cui figlie lo vedono tutti i giorni. E queste borse di studio sono un tassello di sì, un puzzle che speriamo prima o poi possa avere l'azzurro e il rosa in equal misura. O non esserci nessuno dei due, verde e viola. Sarebbe il massimo che fosse espressione della meritocrazia e della competenza, a prescindere dal genere. Assolutamente sì. Noi diciamo che stiamo facendo la nostra parte e questo che ho appena citato, il rosa e l'azzurro, è una di quelle cose che dobbiamo abbattere. Io posso essere libera di vestire mia figlia di celeste perché mi piace il celeste e nessuno... Sono un portabandiera del viola, quindi... È vero. È vero. Però purtroppo questi stereotipi sono difficili, perché poi il confine tra lo stereotipo vincolante e la tradizione, che è un'altra cosa, perché poi è un vezzo identitario, spesso e volentieri vengono confusi e bisogna stare molto attenti invece a darne il giusto valore in un'ottica proprio di libertà, che credo sia un diritto di qualsiasi individuo. Assolutamente sì. Io ringrazio Monica De Stefani, componente di segreteria della CISL Venezia, per questa iniziativa, queste borse di studio per laureate STEM, 9 che diventeranno nel corso degli anni sempre di più, quindi la possibilità di chi volesse di accedere a questa borsa di studio, a corsi di formazione, ma anche di informazione, di acquisizione di conoscenza, e io vi ringrazio anche per questa mattina. Torniamo domani, altri ospiti, altri argomenti. Arrivederci. Grazie. Grazie a lei.